Consumo del suolo e rigenerazione urbana sostenibile. E ci accompagneranno in queste riflessioni, insomma, di questo webinar, che sono presenti con noi, l'architetto Marisa Fantin, che è coordinatrice appunto di Urban Meta e componente del direttivo del INU, Istituto Nazionale di Urbanistica. E poi ci sarà con noi l'architetto Dino De Zan, che tra le varie cose è collaboratore e ricercatore per il progetto Capannoni On-Off, promosso da Confindustria Padova, Treviso e Belluno e dalla Camera di Commercio di Padova e di Treviso Belluno. E poi ci sta per raggiungere anche il nostro portavoce ASVES, Giorgio Santini, che appunto attualmente è impegnato in un altro webinar perché in questo periodo appunto ci sono diverse iniziative all'interno di questo festival, ma ci raggiungerà a breve. Quindi io volevo solo fare un'introduzione brevissima per poi lasciare spazio appunto ai nostri relatori che hanno cose molto importanti, interessanti da dirci. E, intanto appunto la Giunta regionale Veneto recentemente ha approvato la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile del Veneto. Come Veneto siamo stati appunto tra le prime regioni in Italia, quindi un passo molto, molto importante. E quelle che sono le tematiche che affrontiamo questa sera, quindi consumo del suolo e rigenerazione urbana, vanno a rientrare in questa strategia nella macro area 4, cioè per un territorio attrattivo. E è chiaro che questi impegni legati alla strategia per lo sviluppo sostenibile regionale diventano ancora più vitali a fronte di purtroppo sempre più frequenti e devastanti calamità naturali che hanno negli ultimi anni toccato le varie province venete e anche appunto a fronte dell'emergenza sanitaria, economica e sociale non ancora purtroppo superata, anzi purtroppo in questi giorni siamo ancora insomma in allerta in maniera importante, dovuta appunto alla pandemia del Covid-2019. Quindi appunto diventano ancora più cogenti queste tematiche per quanto riguarda la nostra regione. Dicevo appunto la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che è un ottimo lavoro fatto tra le prime regioni in Italia, però come appunto contraddistingue ASVES, cerchiamo anche di dare dei contributi per tentare di trovare le necessità, i fabbisogni e le criticità anche sulla realtà che tutt'oggi viviamo legato a queste tematiche nella nostra regione. E quindi velocissimamente sono i dati che purtroppo ormai dagli ultimi 20 anni continuiamo a ripetere come un mantra ormai, e quindi anche legati agli ultimi rapporti dell'ISPRA appunto sul consumo del suolo, che purtroppo, come negli ultimi anni, anche per il 2019, il Veneto è stato il primo per quanto riguarda il consumo del suolo nel 2019 con 785 ettari consumati, e quindi questo ormai continua, nonostante venga ripetuto in continuazione, ad essere un problema che necessita di risposte assolutamente veloci e a breve termine.
Altri dati che possono essere utili un po' per i nostri ragionamenti e che anche in base ai lavori che abbiamo fatto all'interno dei nostri gruppi di lavoro ASVES, un altro punto è la frammentazione del territorio naturale e agricolo e quindi il processo di riduzione, no, di continuità tra i vari ecosistemi e dell'habitat e l'unità di paesaggio, che nel Veneto è molto diffuso, la frammentazione, no, del territorio, che purtroppo, dato del 2017, essendo come indicatore il 57%, risulta il risultato purtroppo peggiore in Italia su questo dato fondamentale. Come critiche rimangono le aree in cui c'è il consumo di suolo, in zone ritenute con vari livelli di pericolosità, sul pericolo frana, sul pericolo sismico e anche sul pericolo idrico. Su queste tematiche, comunque, come Veneto, siamo sempre tra secondi, terzi, quinti a livello delle regioni italiane. L'altro tema, cioè anzi indicatore e ultimo che avevo piacere di citare, sono le tonnellate di carbonio perse a causa appunto del consumo del suolo dal 2012 al 2018. Anche su questo tema il Veneto, con meno 250.000 tonnellate in questi 6 anni, risulta la regione col peggior risultato. È chiaro che questo, delle tonnellate di carbonio perse, va a collegarsi col sequestro e stoccaggio del carbonio, che costituisce appunto un servizio di regolazione di diversi ecosistemi del territorio. Questo significa che, andando a perdere un'entità così cospicua di tonnellate di carbonio, quindi legato allo stoccaggio, in poche parole c'è un pericolo sempre maggiore, già esistente ma sempre in maggiore aumento, sull'aspetto della devastazione di vari ecosistemi. Questo chiaramente, siccome il suolo è una sostanza viva, no, porta anche a problematiche legate poi ai vari batteri naturali e a tutti gli ecosistemi che possono creare grandissimi problemi su questo ambito. Chiaramente dal consumo del suolo, per tentare di dare delle risposte appunto a questo problema non indifferente, ci si deve collegare a quella che è l'aspetto della rigenerazione urbana sostenibile, che è appunto un tema fulcro della discussione di questo webinar. E è chiaro che anche qui sulla generazione urbana sostenibile ci sono ancora enormi passi avanti da fare per quanto riguarda l'Italia, ma il Veneto in generale. Ancora troppo spesso si parla di rigenerazione urbana sostenibile quando in realtà, per fortuna, azioni nobili, azioni importanti, ma spesso sono legate solo a riqualificazione o ristrutturazione di alcuni edifici o alcune aree ristrette, quando invece probabilmente la rigenerazione urbana, anche per come possiamo notare in tutti gli altri paesi europei vicini a noi e però molto più avanti su questo, diventa invece uno strumento multidisciplinare che lega gli aspetti ambientali, sociali e economici e che lega anche l'aspetto di servizi in generale, del vivere quindi quotidiano, dell'inclusione sociale e del recupero di vaste aree urbane, ma anche in collegamento con le aree periurbane, insomma. Quindi questo in sintesi le tematiche fondamentali su cui andremo appunto con i nostri relatori a tentare di riflettere e soprattutto di vedere quali realtà già esistono, no? di lavori, di concretezze insomma applicate in questi ambiti, e però partirei appunto da una fotografia un po' di questa realtà che oggi abbiamo, quindi chiedendo ai nostri relatori di partire quantomeno da i punti critici appunto per essere anche da stimolo alla strategia regionale in maniera costruttiva, e quali possono essere appunto le lacune, ma soprattutto la necessità nella nostra regione di queste tematiche. Quindi
Per primo darei la parola appunto all'architetto Marisa Fantin, cercando appunto di fare un quadro, una fotografia, visto le sue esperienze, su lacune e necessità e lo stato dell'arte di questi temi. Prego Marisa. Grazie, grazie ad ASVES per l'invito. È sempre è importante riflettere su questi temi, forse le parole del titolo le abbiamo sentite ripetere tante volte, ma quando si ripetono tanto le parole, queste a volte perdono di significato e di importanza. Invece è bene tornarci ed è bene riattribuire a queste parole l'importanza che hanno. Stavo cercando di condividere lo schermo, devo fare lo share screen, vero? Ci riesci? No, ma se no parlo anche senza, non c'è problema. Allora. No, adesso... Ce l'ho come un tasto verde in basso. Un tasto verde in basso, però non... Cliccando dove venire fuori lo schermo del tuo computer e cliccando poi sul file che vuoi far vedere e poi dice condividi, share. Vabbè, sentite, no, non perdiamo tempo. Posso dirlo, casomai poi nel secondo giro di intervento imparo meglio la tecnica, non vi preoccupate. Allora, io in questo momento svolgo un ruolo pro tempore, che è quello di coordinatrice di Urban Meta. Come ASVES, Urban Meta è una realtà del tutto veneta. Differentemente da ASVES, nasce in Veneto e non ha nessuna affiliato, non è affiliata a nessuna struttura di tipo nazionale. Siamo nati nel 2014, l'idea è stata l'idea di Pino Capochin e a noi piace dire che ASVES è un tavolo di lavoro, di confronto. Io mi sono un po' inventata lo slogan che ASVES non è un tavolo per la competizione, ma è un tavolo per le competenze. E infatti all'interno di questo tavolo sono coinvolte diverse realtà professionali. Ci sono gli architetti naturalmente, ma ci sono anche gli psicologi piuttosto che gli ingegneri, ci sono le università, sia Padova che Venezia, c'è il mondo del lavoro. Rudy è un esponente molto attivo del tavolo e ci ha aiutato tantissimo a rappresentare questo mondo del lavoro, nel quale stanno le diverse categorie sindacali, ma anche Confindustria e anche ANCE. Ci sono le associazioni di categoria, anche le associazioni ambientaliste. Attualmente i soci fondatori che si riuniscono intorno al tavolo per discutere i diversi temi sono circa una ventina. Perché dico questo? Perché rispetto alle domande e alle questioni che poneva Rudy, anche il motivo per cui noi esistiamo credo che possa essere un contributo. Noi nasciamo da un patto. Il nostro atto costitutivo è un darsi la mano, una cosa che oggi possiamo fare solo virtualmente, ma allora la potevamo fare e la potevamo sottoscrivere, e l'abbiamo chiamato Patto per tornare alla città. E già su questo la discussione è stata utile, lunga e produttiva, perché ciò che noi intendiamo per città non è solo e semplicemente un luogo dove si addensano e si densificano attività diverse, tra le quali la residenza piuttosto che il commercio o le attività direzionali. Noi intendiamo città in un senso molto più ampio, un senso che potrei dire in due parole come luogo dell'identità sociale. Cioè, la città è ciò che rappresenta i cittadini, quindi non ci interessa solo occuparci delle periferie, non ci interessa occuparci solo delle grandi città, non ci interessa occuparci solo dei comuni montani piuttosto che delle aree intermedie. Noi pensiamo che città, in questo senso, debba essere a qualunque scala e che i temi, le criticità che le città oggi sentono e subiscono lo sono in modo diverso naturalmente, ma estese un po' a qualunque
categoria e classe di luogo dell'identità sociale, soprattutto perché questi luoghi non rappresentano l'identità sociale, perché sono luoghi fragili. Vabbè, è banale dire quello che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto fino a pochi mesi fa, ma che dimostra la fragilità dei sistemi urbani e dei luoghi che ci siamo dati per convivere. D'altra parte, dalla Bibbia in poi, non c'è nessun altro luogo di convivenza che l'uomo sia riuscito a costituire che non sia la città, intesa appunto nelle diverse scale di cui parliamo prima. Quindi per questa ragione il nostro riferimento nel ragionare su cosa deve essere la città, che cosa deve essere la rigenerazione di questo prezioso meccanismo urbano, non poteva e non può limitarsi a una sola professionalità e a un solo approccio, ma deve nascere dall'insieme degli approcci. E questo è Urban Meta. È perdere anche un sacco di tempo intorno a un tavolo a confrontarci sui diversi aspetti, ma su questo crescere e scambiare appunto le conoscenze. Una cosa molto diversa da quello che vediamo fare dalle città europee, che pure sono state un nostro punto di riferimento, perché non possiamo nasconderci che molte città europee hanno avviato progetti di rigenerazione e riqualificazione del tessuto che in Italia ancora non siamo capaci di vedere realizzati. Ma quelle città europee nascevano sull'idea del recupero di brani di città, diciamo, molto simili tra loro, generati da grandi comparti industriali dismessi, da situazioni di periferia. Ciò che noi pensiamo è che l'Italia non possa fermarsi a questo punto, ma che debba immaginare il recupero e la rigenerazione come un tema molto più complesso. Quando abbiamo cominciato a costituirci, la Regione Veneto stava scrivendo il testo della legge sul consumo di suolo e la rigenerazione urbana, che è uscito poi nel 2017. Siamo partiti da lì come territorio di lavoro. Siamo partiti da un testo di legge che, se devo dire all'inizio, era un testo sul consumo di suolo. Noi abbiamo spinto molto su un atteggiamento che credo sia ancora valido e positivo, e cioè i problemi non si risolvono con i divieti, ma si risolvono proponendo soluzioni che siano migliori di ciò che si vuole evitare. E allora abbiamo spinto molto perché la Regione affiancasse al divieto del consumo di suolo la promozione della rigenerazione urbana. Ci siamo detti: smetteremo di consumare suolo quando saremo capaci di costruire tessuti urbani più belli, più utili, più interessanti, dove la gente ha interesse ad andare ad abitare e a lavorare. E questa è la battaglia sul consumo di suolo. Deve essere una battaglia sulla qualità. Non ci basta, certo, condividiamo tutti la necessità di limitare il consumo di suolo, anzi l'auspicio è quello che non ce ne sia più bisogno di consumare suolo, ma non possiamo metterci a posto la coscienza soltanto con questo. Noi dobbiamo sapere che dobbiamo anche essere in grado di proporre dei luoghi che non facciano rimpiangere a nessuno il fatto che non può consumare suolo. E la partita qui è molto difficile. Il divieto, se volete, è sicuramente complicato, è difficile da far accettare, ma il progetto è ancora più difficile, richiede ancora più fatica, richiede ancora più competenze. L'altra cosa che abbiamo chiesto alla politica in questo nostro lavoro, e che so che chiedete sempre anche voi, perché seguo il vostro lavoro e ho seguito anche alcuni dei vostri seminari, è chiedere che se noi siamo in grado di cimentarci a proporre un progetto, dobbiamo avere dall'altra parte chi sa costruire una strategia. Il progetto non esiste se non ha una strategia e se non è condiviso da chi rappresenta quell'identità sociale della quale abbiamo parlato. Non spetta a noi svolgere questo compito. Noi l'abbiamo chiesto a suo tempo, l'abbiamo chiesto anche a chi si è candidato a governatore della Regione Veneto, e nessuno ha detto di essere contrario a questo principio, però io ho come sempre il dubbio che non sia poi stato compreso fino in fondo la difficoltà e l'impegno che chiede per seguire questo percorso. Tant'è che la Regione Veneto si è certamente mossa cercando di trovare delle soluzioni anche normative
che in qualche modo favorissero non solo il risparmio del suolo, ma anche il recupero degli edifici. Ma l'ha fatto senza una strategia, l'ha fatto per brani, l'ha fatto per tasselli, e questo non può essere. Se noi ci immaginiamo la città come quell'organismo complesso di cui abbiamo parlato all'inizio, non ci può bastare avere degli edifici che non siano energivori, non può essere sufficiente, non basta risparmiare l'acqua, non basta avere più una rete di percorsi ciclabili e pedonali più estesi, serve un diverso modo di usare la città, e serve anche capire che la città non è quella che ci immaginiamo noi, ma è quella che ci accade. Troppo spesso ci affidiamo a delle regole preconfezionate, ma tutto quello che è successo in questi ultimi anni ci dice che non c'è una città precostituita e che i temi non sono poi così conosciuti, ma bisogna avere la capacità di leggerli, di interpretarli e di dare loro, come dire, una risposta che sia un progetto condiviso. Allora abbiamo anche pensato, probabilmente, se vogliamo fare rigenerazione urbana, non dovremo partire dalle zone degradate, dovremmo pensare che ci sono zone come i centri storici e parti notevoli delle nostre città che hanno altrettanto bisogno di rigenerazione, ma soprattutto dobbiamo rigenerare le persone. E allora un po' abbiamo cominciato a rigenerarci anche tra di noi. Urban Meta sta cercando di costruire dei percorsi di formazione nei quali cominciare a rinnovare il vocabolario al quale siamo abituati, dare un nuovo senso alle parole e ai progetti, e dando questo nuovo senso provare ad aprire delle porte che sono del tutto originali. Io penso che le nostre città e i nostri paesi e i nostri territori siano pieni di energie creative. Ecco, a me piacerebbe cominciare a costruire dei luoghi dove abitino queste energie creative, non semplicemente persone, non semplicemente un tetto, un posto dove uno possa anche dare fiato e rappresentare la propria identità e la propria voglia di fare e le proprie idee. Questo è un po' diciamo, a grandi linee il lavoro che sta facendo Urban Meta. Lo facciamo dando voce all'interno del tavolo alle diverse professioni. Non c'è una professione che, come dire, guida le altre, perché per esempio il tema del lavoro è un tema molto presente. Sappiamo che non possiamo ragionare sulla ricomposizione delle zone produttive senza chi quelle zone produttive le ha abitate, forse le abiterà ancora, e in ogni caso su chi ha fatto sì che quelle zone produttive fossero in questo modo, e così via per molti altri temi che appartengono appunto a questo concetto di rigenerazione. Su questo abbiamo anche qualche idea, abbiamo più che delle idee, dei temi che vorremmo proporre alla riflessione, ma li terrei per il secondo giro di interventi. Grazie. Bene, grazie mille a te Marisa. Siamo partiti col botto, nel senso che per fortuna, come non avevo dubbi, hai messo sul tavolo insomma molte suggestioni e molte tematiche importanti. Approfitto intanto per salutare appunto anche Giorgio Santini, il nostro portavoce ASVES, che ci ha raggiunto, che accennavo all'inizio. E no, quindi io mi lego appunto a quello che diceva Marisa, che su delle parole d'ordine o delle parole che creano appunto, come dicevo, delle suggestioni che possono aiutarci nei ragionamenti. E quindi come luogo, no, di identità sociale, non solo la città, perché anche su questa tematica, quando si parla di consumo del suolo in generale, si pensa poco che si tratta dell'impermeabilizzazione del suolo da copertura artificiale, che non sono solo case, che non sono solo strutture abitative, ma sono infrastrutture, sono strutture commerciali, strutture industriali, e qui in Veneto insomma abbiamo una storia proficua negli ultimi decenni e che tuttora insomma incide parecchio su quello che è questa tematica del consumo del suolo e rigenerazione. E poi si parlava anche di qualità, e quindi
di strategia e di progetti che devono appunto aver dietro una strategia forte. L'altro punto fondamentale, le esperienze di paesi europei, che se non erro mi sembra tra le varie tante realtà già esistenti a Friburgo, dove c'è stata una grossa azione di rigenerazione urbana e si denota che su €1, no, di investimenti fatti, alla fine la rigenerazione urbana ne portava €4 di recupero, no, di reddito, diciamo, da questa azione. Dico questo perché poi anche l'aspetto dei finanziamenti, l'aspetto del recupero per riuscire a non perdere patrimonio, ma anzi sviluppare l'aspetto economico è fondamentale. E proprio su questo volevo, con gli stessi principi che dicevo in introduzione, dare la parola appunto all'architetto Dino De Zan, come dicevo, su questo progetto Capannoni On-Off, e anche perché molto velocemente in Veneto abbiamo 92, correggimi Dino se sbaglio, 92.000 capannoni in Veneto, dei quali il 12%, cioè 11.000, il volume... Ma 92.000 capannoni. Sono cose di poco conto che ci devono far riflettere, ragionare e soprattutto cercare di trovare appunto le strategie. Quindi lascio volentieri la parola a Dino De Zan su questo progetto. Sì, allora, cerco anch'io di condividere lo schermo così abbiamo le slide, vediamo se lo trovo. Allora. Anch'io faccio fatica alle avanzate, no, file, eccoli qua. Allora, non c'è. Anch'io faccio fatica, non so come mai non riesco a selezionare una finestra. Vabbè, lo riprovo. L'ho messo sul desktop e non riesco a capire. Allora, avanzate, vediamo un po'. Videocamera, posizione schermo, no. Niente. Riesco a aprire. Vabbè, faremo a meno, dopo ve le passo. Peccato perché c'erano un po' di immagini interessanti. Comunque, come dicevi tu, Rudy, abbiamo fatto questo progetto, e ti spiego cos'è il progetto, perché si chiama anche Capannoni On-Off. Nasce da un'esigenza specifica degli industriali, intanto. Quindi Assindustria, che è la fusione di due confederazioni industriali di Padova e Treviso, da tempo anch'io come consulente loro mi chiedono spesso se ci sono capannoni liberi per essere utilizzati dagli stessi industriali. Molte volte io posso rispondere perché ho una conoscenza un po' del nostro territorio, soprattutto del trevigiano, per cui riesco a rispondere a questa domanda, però in realtà era una domanda, era un sistema un po' artigianale per rispondere a queste richieste. Allora, vista la mia esperienza un po' anche come dirigente dell'amministrazione pubblica una vita fa, ho cercato di invece dire agli industriali di creare un progetto un po' più compiuto, più anche complesso, mettendo insieme una serie di conoscenze che già ci sono sul territorio, cioè nel senso che sia noi come professionisti, ma anche le amministrazioni pubbliche e anche i gestori delle reti infrastrutturali di tutto il nostro territorio, hanno già informatizzato e hanno delle banche dati già abbastanza complesse e compiute anche queste. E quindi abbiamo chiesto alle due province, Padova e Treviso, e alle due Camere di Commercio di partecipare a questo progetto. Quindi gli attori in sostanza sono 5 principali, cioè Camere di Commercio di Treviso, Belluno e Padova, le due province Padova e Treviso e appunto Assindustria.
progetto è stato finanziato da Assindustria e dalla Camera di Commercio. Siamo partiti circa un anno fa, dopo ovviamente per questioni di Covid anche noi ci siamo fermati, però adesso il progetto dovrebbe essere concluso per la prima parte entro dicembre. E qual è il progetto in sostanza? È quello di questa raccolta di queste banche dati che sono abbastanza poderose, e per far sì che questo grande contenitore dia la possibilità a tutti alla fine dopo, perché il progetto verrà aperto un po' a tutte le associazioni di categoria e anche ai comuni ovviamente, e a chi partecipa a questo progetto, di ottenere una serie di informazioni sui capannoni e anche sulle aree produttive. Allora, nel senso che abbiamo, oltre a questi protagonisti che hanno finanziato e hanno spinto per questo progetto, abbiamo siglato tutta una serie di convenzioni con gli enti gestori delle reti infrastrutturali del territorio delle due province, quindi tutti i gestori delle reti di acquedottistiche, delle fognature, delle linee elettriche, delle linee telefoniche, delle fibre, dell'illuminazione pubblica e anche dei rifiuti. Tutti questi enti gestori diciamo così, devono fornirci le informazioni ovviamente digitali, sia grafiche che su dati alfanumerici, per riuscire a capire se quel capannone o anche l'area industriale è fornita di tutte le infrastrutture che servono per insediare una determinata attività. La Camera del Commercio ci fornisce tutti i dati in loro possesso, quindi il codice ATECO delle varie aziende che sono insediate in queste zone, e mentre gli altri enti gestori ci forniscono le reti, appunto dicevo prima, e in teoria e anche in pratica anche le portate, ad esempio per l'acqua, per la potenza elettrica, per il tipo di servizio che loro erogano in quella zona, riescono a fornirci anche le qualità del tipo di servizio erogato in queste aree. Alla fine di tutta questa operazione di raccolta di dati e normalizzazione, quindi cerchiamo di rendere uniforme il dato, alla fine, perché la ricerca deve essere facile. La nostra idea è quella che il fruitore finale, che in questo caso è l'industriale, ma dopo alla fine potrà essere il comune o anche qualsiasi altra persona, ovviamente con dei filtri di accesso che stiamo studiando, potrà richiedere e vedere quanti sono e dove sono posizionati i capannoni vuoti. Okay? Questo permette appunto di riutilizzare questi capannoni per altre attività o per le stesse attività che sono insediate sul territorio. E vi dico che effettivamente questa richiesta non dico che sia settimanale, ma quasi, cioè ogni settimana un industriale ci chiede se sono capannoni vuoti o aree libere per ampliare o per fare delle attività nuove all'interno di questi capannoni. Questo ovviamente è un progetto che ha come scopo quello di riutilizzare i capannoni che non vengono utilizzati. Alla fine però stiamo scoprendo che questo progetto ha una valenza ancora superiore, perché ovviamente tutta questa serie di informazioni normalizzate potranno essere riversate anche ai comuni. Tenete conto che per me un aspetto importante, ad esempio, è la normalizzazione della ricerca di queste informazioni. Il problema grosso che noi troviamo, ad esempio, sono i numeri civici delle zone industriali. Purtroppo non tutti li hanno sistematicamente sistemati, diciamo così, ripetendoli. E quindi questo diventa un problema dopo per la ricerca diretta sul tipo di informazione che io voglio ottenere. Però ecco, tanti enti gestori hanno fatto questo tipo di attività della numerazione civica, e questo ci permette, ad esempio, di localizzare immediatamente l'attività. Questo aspetto, appunto, come dicevo prima, non avrà come fine solo quello di fare questo tipo di ricerca, ma è che forniremo alle amministrazioni, ma anche pubbliche, ma anche altre società private che ce lo chiedono, ovviamente, ripeto, con tutti i filtri del caso, dà la possibilità di costruire una specie di grande banca dati che, secondo me, dà la possibilità agli amministratori di decidere cosa fare di queste zone produttive, di queste aree industriali, perché riusciremo a capire come sono servite, che tipo di attività si sono insediate su quel territorio, quindi anche per dire potenziare eventualmente i famosi distretti industriali, quante persone ci lavorano e anche che tipologie di persone ci lavorano. Perché molte volte i servizi che abbiamo visto all'interno delle zone produttive sono scarsi.
cioè nel senso che si pensa solo alla zona produttiva come luogo solo e esclusivamente di lavoro. In realtà adesso, con diciamo, il cambiamento del tipo di lavoro, del tempo che si spende nelle zone produttive, dobbiamo fornire alle aree produttive anche altri servizi, come gli asili nido, le palestre o altre biblioteche, le poste, le banche, eccetera, e quindi dobbiamo anche modificare probabilmente la pianificazione di questi territori. La cosa interessante che sta uscendo è che, ad esempio, sulla provincia di Treviso, come dici tu, Rudy, un po', non ci sono tantissimi capannoni vuoti, per fortuna, dico, perché vuol dire che la gente li usa e li utilizza e ci sta lavorando, mentre nel Padovano abbiamo alcune zone che purtroppo hanno avuto una crisi molto più importante, quindi molte volte sono abbandonate. E lì effettivamente il progetto di rigenerazione e riqualificazione sarà molto complesso, perché ovviamente se alle spalle non c'è una potenza produttiva importante che può agire per riqualificare queste aree, il rischio è che queste aree effettivamente rimangano abbandonate. Quindi ecco, questi sono poi i temi in velocità. Ovviamente, come dicevo prima, ecco, il progetto, oltre a questi utilizzatori finali che sono appunto gli industriali, i comuni, però si sono accorti che nella presentazione del progetto, nella sua divulgazione, abbiamo visto che ad esempio anche altri utilizzatori finali possono essere interessati. Faccio l'esempio dei vigili del fuoco, ci hanno già chiesto le informazioni, perché conoscere che tipo di attività c'è dentro una zona industriale, che tipo di rete infrastrutturale c'è o non c'è, di tipo acquedottistico in un'area, ovviamente rende diversa l'azione che possono fare nel momento del servizio. Oppure anche gli stessi carabinieri, i NOE, ci hanno già chiesto quali sono i capannoni vuoti, perché purtroppo stanno notando, c'è stata una circolare proprio l'anno scorso delle prefetture, che in tanti capannoni vuoti purtroppo vengono stoccati i rifiuti in maniera abusiva, ovviamente. Questo comporta quei problemi che conosciamo, incendi strani che succedono nelle zone industriali, e quindi questo diventa un problema. Avere questa mappatura di capannoni spenti o in off dà la possibilità appunto anche a questi utilizzatori strani, chiamiamoli così, di utilizzare questo strumento proprio per conoscenza. È ovvio, come dicevo anche stamattina, che questo cruscotto di informazioni dopo deve essere utilizzato. Quindi stiamo adesso costruendo anche un gruppo di persone che dopo alla fine potrà, anzi dovrà alimentare questa grande banca dati che stiamo costruendo. Questo cruscotto noi speriamo che dopo alla fine venga utilizzato anche dagli amministratori, cioè nel senso per fare delle scelte strategiche su tutto il territorio delle due province per adesso, ma si allargherà sicuramente a Belluno e probabilmente a Venezia nei prossimi mesi. Solo che appunto, come dicevo anche stamattina, il problema è che bisogna il cruscotto, bisogna anche saperlo pilotare, cioè nel senso che stiamo notando che mancano appunto quella che abbiamo chiamato anche prima, che Marisa diceva prima, un po' una visione strategica di cosa fare su queste aree produttive. C'è un grosso problema, come dicevamo, di destinazioni d'uso, cioè bisogna lasciare maggior flessibilità sulle destinazioni d'uso all'interno delle aree produttive, perché abbiamo necessità anche di costruire magari anche delle abitazioni temporanee, degli alloggi per alcuni dipendenti, perché molte volte succede che il lavoratore arriva da fuori regione o fuori provincia e quindi ha necessità di trovare un alloggio nelle vicinanze, magari anche per breve periodo, vicino alla zona di lavoro. Oppure appunto gli asili, in alcuni casi siamo riusciti a farli realizzare dagli imprenditori, però molte volte vediamo che è un tema abbastanza pressante che proviene proprio dai lavoratori. Oppure le mense, ci sono alcuni casi in alcune zone produttive che non hanno mense per i lavoratori. Purtroppo sia con i turni ma anche con le modalità che ci sono adesso di lavoro sono necessari. Oppure tutti quei servizi che appunto dicevo prima, quindi dalle palestre alle banche agli uffici postali. L'altro tema è quello che dicevamo prima, un po' è il discorso che c'è un tema recentissimo, che è quello del Covid, che stiamo assistendo, che un po' sta cambiando ancora la nostra prospettiva, nel senso che, faccio l'esempio di alcune attività,
soprattutto quelle terziarie, appunto il fatto di lavorare da casa sta facendo, come dire, decidere alle aziende di lasciarli a casa, cioè non ovviamente licenziarli, ma lasciarli a casa a lavorare in remoto. Questo comporta un ripensamento forse anche delle aree produttive, perché non parlo per il manifatturiero, che ovviamente ha sempre necessità della manodopera per fare la propria produzione, però per il terziario sta cominciando a diventare un tema interessante e anche che stravolge un po' tutte le previsioni che avevamo fatto. Quindi questo diventa un tema, secondo me, da affrontare probabilmente anche con Marisa in Urban Meta o in altre sedi. Quindi questi sono un po' gli scopi della nostra attività. Dopo appunto nelle slide che vi lascio ho messo alcuni esempi non di rigenerazione urbana, perché secondo me la rigenerazione urbana comporta un argomento più ampio in parti di territorio complesse. Però diciamo che ci sono esempi piccoli di riqualificazione urbana di attività produttive dismesse che sono interessanti anche sul nostro territorio. Cioè, stiamo notando che ci sono alcune aziende che stanno recuperando vecchi capannoni non solo per fare attività produttiva come la conosciamo, ma ad esempio fare anche degli spazi come dire, anche di spettacolo o di presentazione dei propri prodotti, quindi showroom. C'è un esempio che appunto vi allego alle slide, che è Cristalli, è un'azienda qui vicino a noi di Porcia, che abbiamo recuperato il fabbricato industriale, e loro ogni settimana fanno uno spettacolo all'interno della propria azienda, ovviamente all'interno quindi della zona dove mostrano i loro prodotti, però di jazz, di musica classica, contemporanea o d'arte, ed è un nuovo modo, secondo me, di utilizzare questi spazi che durante gli orari di non lavoro, diciamo così, possono essere anche interessanti per questo tipo di attività. Oppure scuole di formazione all'interno di vecchi fabbricati di archeologia industriale, oppure ristoranti, oppure bar. Cioè, veramente, per questo dico, una destinazione d'uso più flessibile possibile, proprio per lasciare anche spazio alla creatività anche degli industriali, che molte volte sono quasi più creativi di noi. Ecco, mi fermo qui e dopo parliamo ancora. Grazie. Sì, grazie mille Dino. Ci hai portato appunto sul concreto, su dati importanti, rilevazioni, mappatura, monitoraggio, che sono appunto aspetti che anche per noi di ASVES sono fondamentali per cercare appunto di dare gli strumenti per avere delle strategie, no? Per mettere, come dicevo all'inizio, che è anche legato alla strategia del Veneto, dello sviluppo sostenibile, noi possiamo dare appunto un supporto e delle suggestioni, dei consigli appunto concreti. E su questo appunto, restando sugli strumenti, no, e quindi sulle cose più pragmatiche, diciamo, perché abbiamo fatto una carrellata veloce un po' sulla fotografia della situazione nella nostra regione su queste tematiche, ma appunto volevo chiedere anche a Marisa, che giustamente citava nel suo intervento prima, no, la legge 14 del 2017, la legge veneta regionale del 6 giugno 2017, appunto, che per la prima volta ha inserito, no, le tematiche in maniera così forte sulla rigenerazione urbana. E stiamo parlando appunto del 2017. E appunto si delineava in maniera, no, molto chiara in quella legge regionale quali erano gli ambiti della rigenerazione urbana, quelli che dovevano essere gli ambiti della rigenerazione urbana. E quindi parlando di sostenibilità ecologica, incremento biodiversità, contenimento e consumo del suolo, innovazione, sicurezza sociale, mitigazione ecosistema, compensazione ecologica, più ne ha più ne metta. Tutte le cose, i concetti base della rigenerazione urbana, se non che appunto poi il 4 aprile 2019 c'è stata l'altra legge 14, sempre regionale,
che ha dato appunto delle norme di governo sul territorio e paesaggio e che però appunto ha dato alcune criticità perché appunto sul discorso di fare degli interventi green, giustamente, quindi lodevoli e nobili nell'intento, però anche su questo probabilmente si è un po' allontanata da quelli che erano i principi base del 2017, no? Sulla rigenerazione urbana, e soprattutto con dinamiche che erano legate più a singoli edifici, no? A discapito appunto della complessità della vasta area della rigenerazione urbana. Quindi quello che volevo chiederti, gli strumenti, no? Per poter attuare quello che tu prima spiegavi in maniera molto chiara sui principi e i valori della rigenerazione urbana, appunto che tipologia di strumenti necessitiamo, soprattutto in Veneto, parlando appunto qui da noi, legata alla legislazione che attualmente c'è e anche alle possibilità appunto di eventuali strategie che possono essere messe in campo. Sì, grazie Rudy della domanda difficile. Proviamo a rispondere. Solo un commento sull'intervento che ha fatto Dino De Zan, perché lui ci fa capire una cosa importante, che non è vero che abbiamo la conoscenza dei luoghi. Noi diamo per scontata una conoscenza, a volte diamo anche per scontati dei numeri, ma soprattutto che la conoscenza deve essere una conoscenza intelligente, cioè si conosce conoscendo anche gli obiettivi ai quali si vuole arrivare, quindi cercando di utilizzare i numeri piuttosto che i suggerimenti all'interno di un sistema che non è banale, non restituisce una fotografia, ma le riflessioni che faceva Dino alla fine del suo intervento ci restituiscono appunto non la fotografia del territorio produttivo, ma la strategia del territorio produttivo, che spesso viene trascurato. Anche le leggi che tu citavi spesso considerano le zone produttive, come dire, un luogo minore. Le abbiamo sempre considerate un luogo minore della città. A un certo punto abbiamo deciso che le attività produttive disturbavano l'abitare, disturbavano il commercio e così via, le abbiamo portate fuori facendo le zone più brutte del nostro territorio perché la qualità non era necessaria. Io qualche anno fa per la Regione Veneto ho fatto una indagine sulle donne e tra le varie cose ho chiesto quali sono alle donne di un'età ovviamente lavorativa, quali erano i luoghi dove scambiavano di più con le loro amicizie, scambiavano di più le conoscenze e così via, e la stragrande maggioranza di loro ha detto il luogo del lavoro. Quindi il luogo del lavoro è un luogo dove si vive proprio la città e quindi questa cura nel riaffrontare questi luoghi è davvero determinante. Forse dovrebbe stare nell'indice principale delle nuove leggi urbanistiche che invece giustamente si occupano moltissimo del territorio aperto, del paesaggio e così via, e lungi da me l'idea di dire che sono temi secondari, ma non possiamo trascurare anche i posti dove viviamo e dove lavoriamo. Poi vorrei anche capire, in mezzo a questa idea in cui, come ci accennava Dino, il Covid ha un po' anche modificato l'uso dei luoghi di lavoro, rendendo le case e le abitazioni quasi alla pari per alcune attività del proprio luogo di lavoro, questo tema delle relazioni e degli scambi che per me è molto importante perché io penso che sia questo che fa una società e non il singolo vivere, beh, come lo gestiremo e come lo faremo, spero non soltanto con i social, anche se sono molto utili. Beh, io penso che la pianificazione intesa come enti che devono scrivere le leggi, come comuni che devono applicare le leggi che l'ente redige e come varie professionalità che in qualche modo le subiscono o le devono gestire, debbano proprio cambiare paradigma. Anche partendo dalla stessa idea di consumo di suolo.
Dicevi bene, la Regione ha fatto questa legge alla quale noi siamo abbastanza affezionati perché pensiamo di averci messo dentro, non tutto, ma una piccola parte di quello che pensiamo c'è, ma sembra non aver capito cosa c'era scritto, perché se poi l'atto applicativo di questa legge, i criteri regionali, stabiliscono semplicemente una quantità di suolo, diciamo, agricolo o permeabile, che fino al 2050 i comuni hanno a disposizione, non abbiamo capito che cosa intendevamo, non solo per rigenerazione urbana, ma neanche per consumo di suolo. Per esempio, io trovo molto pericoloso che non ci sia tutela rispetto al consumo di suolo delle aree verdi che sono all'interno del tessuto urbano e che svolgono un ruolo ambientale, ecologico, di miglioramento della qualità dell'abitare, forniscono servizi e sono importantissime. Chi studia questi temi sa che le aree verdi devono essere legate tra loro, devono formare dei corridoi perché solo in questo modo riescono ad avere anche un ruolo sul comfort, non certo sull'abbattimento climatico, ma sul comfort delle aree che attraversano. Invece noi sembra che ci interessiamo solo del paesaggio aperto, trascurando invece che il suolo usato male è sempre usato male, comunque, dovunque sia, e il suolo invece prezioso è sempre un bene che dobbiamo conservare. L'altro tema, che anche questo mi sembra un po' trascurato ormai dai tavoli diciamo, dove si discutono di questi argomenti, è quello del sistema regionale. Il Veneto non è 7 capoluoghi più un certo numero di comuni, è un sistema regionale nel quale ciascun luogo ha un suo ruolo. Non possiamo parlare di Rovigo come di Treviso piuttosto che Venezia come Vicenza, ma possiamo e sappiamo che ciascuna, per esempio, delle nostre città capoluogo appartiene a una rete ed è una rete nella quale esse acquistano una loro identità. Verona è come dire, la porta verso la Lombardia. Scherzando io dico sempre che i lombardi, quando hanno disegnato il piano territoriale regionale della loro regione, ci mettevano sempre dentro anche Verona e dicevano, Verona è nostra però in realtà Verona ha questo ruolo, se pensate alle infrastrutture, se pensate che cos'è la città. Ora non si può intervenire nelle città rigenerando le città se non conosci le identità. Se non conosci che cosa sono, devi rigenerare le identità che esistono, le qualità che hanno questa città. Belluno ha un potenziale grandissimo come capitale della montagna. Se pensiamo a cosa è diventata la montagna anche in questi ultimi tempi, che cosa l'economia turistica, come oggi si rivolge quasi più alla montagna che ai luoghi di mare, ma a tante altre economie, ha una qualità dell'abitare altissima. Quando le diverse riviste e quotidiani fanno la classifica della qualità delle città, Belluno sta sempre tra i primi posti, se la batte con Trento, Bolzano, e invece noi pensiamo che sia una città minore. Ogni città è sistema di città, non esiste, noi non abbiamo la metropoli, non ce l'abbiamo, la stessa Venezia non vivrebbe senza Marghera, senza Padova e senza Treviso. Allora anche ricominciare a ragionare sul fatto che siamo all'interno di un sistema e che nella sinergia riqualifichiamo la città, questo è sicuramente un tema importante e naturalmente è un tema di pianificazione. È triste, è abbastanza avvilente in questi ultimi anni lavorare sulla pianificazione, soprattutto per chi come me, ma anche come Dino, si occupa di piani urbanistici. Continuano a uscire leggi, e di questo abbiamo parlato anche all'ultima commissione urbanistica regionale, che chiedono ai comuni di adeguare i piani. Ma nessuno ci dice che forse allora quei piani non vanno bene. Ma se ogni volta che esce una legge nuova, prescindiamo un momento dal fatto se la condividiamo o meno, se condividiamo solo alcune sue parti, i piani non sono capaci di affrontare quel tema. C'è un problema. C'è un problema che investe tantissimo sul tempo delle amministrazioni, sui costi. Allora, vogliamo tornare a chiederci quale progetto urbanistico ci serve e quindi costruire lo strumento più adatto perché questo progetto si attui? Io penso di sì, che sia opportuno, penso che dobbiamo fare un po' piazza pulita
di tutto l'apparato di leggi, modifiche, deroghe che abbiamo fatto dall'uscita della legge 11, che è del 2004 ad oggi, e che dobbiamo ritornare a pensare con questa chiave nuova di cui state parlando questa sera. E in questa chiave nuova dobbiamo trovare un nuovo modo di fare pianificazione. Altrimenti che faremo? Diremo che è un'opera di rigenerazione demolire un edificio in zona agricola e far tornare verde l'area dove stava? Ma davvero questo, in quegli indicatori che richiamavano sia Rudy che Dino, questo incide sugli indicatori? Davvero stiamo facendo rigenerazione? Ed è questo il tema sul quale dobbiamo concentrarci? Ovviamente no, è un tema che non c'entra niente con le identità, non c'entra niente con il nuovo pensiero, e quindi su questo tema io sarei molto radicale. Credo che non solo dobbiamo cambiare la legge urbanistica, e questo lo dico facendomene anche in qualche modo carico, anche chi lavora in urbanistica deve cambiare il modo di lavorare. Sicuramente deve ragionare in un tavolo composito come quello che abbiamo costruito noi, come tanti altri che si possono costruire, perché il tema ovviamente non può essere affidato soltanto a una professionalità. Altrimenti avremo delle regole tecnicamente ben fatte, ma non avremo mai un progetto di città. E in questo senso riprendo anche quel suggerimento che dava Dino rispetto alla questione delle destinazioni d'uso. Io spero che prima o poi lo considereremo un problema superato. Mi pare che la necessità di separare le destinazioni d'uso, di fare delle zone dove si compra, delle zone dove si lavora, delle zone dove si studia, delle zone dove si abita, sia veramente un retaggio di un modo molto vecchio di pensare alle città, che non è quello delle città. Non nascono così. Le città nascono in destinazioni d'uso che si incrociano continuamente, che cambiano perché cambia il mercato, cambiano le abitudini, perché succede qualche cosa, ma che possono cambiare e possono relazionarsi tra loro. Allora non solo io sono molto d'accordo con l'idea che le zone produttive debbano essere pensate anche come zone che erogano servizi e che lavorano nell'arco di tutta la giornata e nell'arco delle diverse esigenze di vita, ma non sarei neanche così contraria che alcune attività produttive tornassero nei luoghi urbani, perché abbiamo dovuto subire il lockdown per capire che non serve andare sempre in zona produttiva per lavorare. Probabilmente se questo accadesse anche questi luoghi urbani si rinnoverebbero, anche quella famosa rete commerciale che nostalgicamente tutti evochiamo del negoziante col suo negozietto. Beh, se la gente ricominciasse a lavorare in città, probabilmente ricomincerebbe ad avere un peso anche questo modo di fare gli acquisti, e forse andremo di più a piedi in bicicletta, perché andare dalla casa al luogo di lavoro non sarebbe poi così impegnativo, non ci chiederebbe di attraversare cavalcavie a rotatorie gigantesche pensate solo per fluidificare il traffico. Allora dico, ottimo, benissimo, ragioniamo sulle città, ma non per renderle più semplici, per renderle più complicate, per fare sì che questa complessità funzioni. Non funzionerà mai perfettamente, troverà degli equilibri, troverà anche degli equilibri nel tempo, ma d'altra parte la città perfetta, lo sappiamo, non esiste, perché domani qualunque evento, qualunque che sia di carattere naturale o provocato dall'uomo, cambia il volto delle città, e quindi non possiamo pensare di progettare una città perfetta, ma di cominciare a progettare dei luoghi dove appunto vivere e cercare questi equilibri. Questo secondo me sì, dovremmo proprio farlo. Bene, grazie mille Marisa, splendida anche questa idea della città del divenire, no? Nel divenire potremmo dire, no, sulle suggestioni che ci davi. Per quanto riguarda, volevo chiedere a Dino, perché trovavo molto interessante il passaggio appunto che faceva del cambio dei paradigmi legati purtroppo alla pandemia, al Covid, no? E quindi appunto un ripensare, tu parlavi di aree produttive,
quindi flessibilità per la questione della destinazione d'uso, ripensare un po' il tutto, e siccome accennavi anche appunto a questioni di servizi, no? Innovazione, presumo anche aspetti digitali, visto che poi anche tutti i soggetti che citavi, no? Cioè fornitori di servizi e quant'altro, e su questo quindi anche un ripensare un sistema probabilmente di welfare, no? Diverso. E poi un po' così, riflettendo fra di noi, facendo un po' voli pindarici, oltre a questo cambio di paradigma legato alla pandemia, volevo anche chiederti se appunto a fronte di possibilità di risorse varie, questo format, diciamo, utilizzato per le aree produttive, perché non potrebbe essere utilizzato anche per aree urbane, aree di servizi e quant'altro, visto anche questi cambi di paradigmi. Sto facendo voli pindarici anche perché poi alla fine servono risorse e quant'altro, però voglio dire il concetto è quello, ed è quello che appunto ci permette di conoscere i luoghi e di rivederli, di farli, trasformarli, no? Allora, faccio un po' il cattivo adesso, nel senso che entro su un tema che mi sta molto a cuore, perché però so che non ce la farò mai a vederlo in vita. Il problema grosso, il più importante secondo me, è che ci sono troppi comuni, ci sono troppe amministrazioni. E purtroppo negli ultimi anni, io che ho lavorato all'interno delle pubbliche amministrazioni, la qualità della politica anche della parte dei tecnici è diminuita. Questo comporta il fatto che alcuni progetti che una volta forse si potevano realizzare, adesso è sempre più faticoso realizzarli. La frammentazione amministrativa e soprattutto io dico sempre la sovrapposizione anche come dire, degli enti che gestiscono il territorio è pazzesca. Cioè noi anche con Marisa abbiamo fatto un progetto a Rovereto, però io dico sempre la stratificazione delle procedure, dei procedimenti, della legislazione, non solo urbanistica, ma anche di tutto quello che riguarda il territorio è pazzesca. Abbiamo ormai una prolificazione di norme e di leggi che si sovrappongono, che interessano comunque il territorio, che è straordinaria e ormai di difficile gestione. Molte volte anche quando ci troviamo con Marisa o con altri colleghi, io lamento sempre il fatto che anche noi stessi molte volte utilizziamo un linguaggio che facciamo fatica noi stessi a capire, a comprendere. Immaginate il povero cittadino che si vede arrivare sempre, io cito sempre il certificato di destinazione urbanistica di una determinata zona, non capirà mai cosa c'è scritto e cosa dovrà fare. E quindi ovviamente si rivolge a noi o ad esperti, pagandoli, per interpretare quello che c'è scritto. Quindi questo è un tema fondamentale, cioè le strategie, le scelte politiche così frammentate, secondo me bisogna ricomporle e trovare una soluzione anche veramente di ristrutturazione amministrativa all'interno del nostro territorio, perché sennò io ho dei grossi dubbi che riusciremo a trovare una soluzione. Perché appunto molte volte io vedo che gli industriali, questo progetto è nato dagli industriali, ma molte volte sono più, come dire, lungimiranti loro rispetto alla politica. Cioè loro presentano progetti, non è l'unico progetto che stanno facendo qui in zona, stanno facendo un progetto di riqualificazione di un'area a Pieve di Soligo, vicino a Conegliano, in cui hanno messo insieme un consorzio di aziende, quasi tutte praticamente dell'area produttiva, per riqualificare l'area, cioè prendersi in carico anche le manutenzioni delle aree verdi, prendersi in carico l'illuminazione pubblica. Questo lo fanno gli industriali a favore del comune, perché i comuni sono in grossissima difficoltà economica. E questo discorso che diceva Marisa del fatto che queste leggi che continuano a uscire e comportano continue modificazioni del piano di interventi o del PAT, quindi il piano del centro del territorio, comportano esborso anche seppur minimo ma continuo di soldi, e i comuni non hanno più soldi, cioè hanno pochissime entrate perché purtroppo la crisi economica sia sul settore immobiliare e adesso anche del Covid comporta il fatto che entrate non ce ne sono.
come onere di urbanizzazione o entrate, diciamo, ordinarie. Questo ovviamente mette in difficoltà e mette in ginocchio le amministrazioni pubbliche. Allora, ripeto, il fatto di ripensare anche l'organizzazione amministrativa vuol dire anche economia di scala, cioè il fatto di avere uffici comuni per più comuni vuol dire anche ridurre le spese e pianificare in maniera organizzata. Un progetto che abbiamo fatto anni fa sulle aree produttive, quindi non sui capannoni, qui a Treviso abbiamo mediamente 5 aree produttive per ogni comune. Ok? Quindi una frammentazione anche qui è una dispersione di aree produttive, micro aree produttive sparse sul territorio, molte volte anche non servite da infrastrutture adeguate, e che per fortuna rimangono ancora in piedi, ma ovviamente man mano che l'evoluzione anche tecnologica viene avanti, ad esempio la fibra ottica in alcuni casi non arriva, e quindi la difficoltà anche di comunicazione, ma non solo, ma anche di utilizzare sistemi software molto più avanzati, non è possibile. Ma perché non è stata fatta prima un'attività di pianificazione più, diciamo, distribuita sul territorio in maniera coesa in una provincia? Purtroppo così è stata la nostra forza in realtà anche diciamo nel secolo passato, quindi l'ultimo periodo del 2000, però in realtà adesso probabilmente bisogna ripensare anche a questo. E, ripeto, qui da noi in provincia di Treviso, bene o male, ripeto, capannoni vuoti non ce ne sono e aree produttive c'è ancora richiesta e questo è un problema. Però ci sono alcune zone, soprattutto nella bassa del Veneto e anche nella bassa trevigiana, che ci sono zone che sono abbandonate, quindi questo, come dicevo prima, la riconversione sarà veramente un grosso problema. E quindi questo tema qua, io non sono molto ottimista, ripeto, come diceva Marisa, sì, tutte le leggi urbanistiche ormai è vecchia, quella del 2004, non ha avuto grande successo in realtà, e adesso bisogna ripensarla, però ovviamente bisogna stare attenti, ripeto, ai costi che devono sopportare le amministrazioni, perché questo mi sta molto a cuore, perché appunto, avendoci lavorato per 15 anni nella pubblica amministrazione, so cosa vuol dire non avere soldi per realizzare alcuni progetti. Quindi, ecco, bisogna tener conto anche di questi aspetti, insomma, organizzativi. Dopo c'è il grosso problema, faccio l'esempio, ecco, da noi adesso, voi sapete che le nostre colline, che sono bellissime, io abito in collina, per fortuna, sono entrate nella zona UNESCO, una volta la zona del Prosecco, ma invece che semplificare sta diventando un altro peso specifico all'interno dei piani urbanistici delle nostre zone, che fa ancora modificare ulteriormente la pianificazione con tutta una serie di complicazioni che non vi dico. Quindi è un altro foglio che si sovrappone agli altri 10.000 fogli che sono la lettura del nostro territorio. Quindi la vedo un po' difficile, però insomma, sono ottimista come sempre. Benissimo, grazie Dino. Scusate un attimo, ok. No, quindi sì, ne abbiamo messe insomma di carne al fuoco, ma soprattutto con, come dicevamo all'inizio, con concretezza, con esperienza insomma sul campo e sul territorio e anche con il giusto senso critico per tentare appunto di dare supporto e stimoli a chi poi la strategia insomma effettivamente la deve mettere nero su bianco, e non solo, perché fosse solo di scriverla saremmo a posto, ma anche di creare le condizioni appunto per questo. E, se non ci sono altre considerazioni, Marisa, ok, siamo a posto. Allora, visto anche l'orario, insomma, vi ringrazio anche per visto l'ora, do la parola a Giorgio Santini per le sue considerazioni, insomma, e conclusioni di questo nostro webinar. Prego, Giorgio. Sì, grazie Rudy. Io comincio intanto ringraziandovi molto, Rudy, e anche Dino e Marisa, perché almeno le cose che ho potuto sentire sono state sono per noi molto preziose, insomma, in questa iniziativa che adesso abbiamo realizzato anche sul tema appunto del consumo di suolo, del territorio,
è dentro il concetto più generale di sostenibilità, no? C'è questo tema che stiamo cercando di coniugare in Veneto un po' a tutto tondo, insomma, e in particolare le cose che avete detto sono preziose perché si incastrano molto bene con questo nuovo percorso che in Veneto si è iniziato, almeno sulla carta, poi vediamo se si potrà anche continuare veramente. Il Veneto è la prima regione che, finora l'unica anche, che si è data una strategia per lo sviluppo sostenibile, che è stata approvata il 20 di luglio dal Consiglio regionale e che sostanzialmente crea una fortissima coerenza tra gli obiettivi di sviluppo della nostra regione e gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, che come sapete ha 17 obiettivi su cui lo sviluppo sostenibile delle comunità a livello nazionale, a livello internazionale, a livello poi territoriale. Diciamo tutto bene sulla carta, no? Una cosa importante, cioè noi abbiamo contribuito attivamente come ASVES, cioè Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, siamo collegati all'Associazione Nazionale, l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, l'ASVIS, da 2 anni siamo costituiti, proprio per fare questo, cioè per dare concretezza, parola da voi usata molto, a questo grande obiettivo, insomma, che le Nazioni Unite hanno raggiunto faticosamente nel 2015, mettendo d'accordo 177 paesi, quindi una cosa mostruosa, insomma, no? quasi onnicomprensiva di tutto, sostanzialmente di tutto, ma che la realtà ci ha appunto detto quanto siamo distanti, insomma, no? E quanto siamo in ritardo rispetto agli obiettivi. Credo che semplicemente questo fatto degli orologi diversi, cioè il cambiamento climatico sta crescendo con una velocità, in questo caso sul riscaldamento, che ci sta creando problemi enormi nel territorio, come vediamo ogni giorno, insomma, ormai con ricorrenza e frequenza e intensità non conosciute in altri momenti, ci dice quanto questo discorso che è sulla carta oggi deve diventare invece rapidamente realtà, insomma non può essere lasciato sulla carta. Ecco, noi siamo un po', come dire, impegnati proprio nella logica che mi pare anche la stessa di Urban Meta, cioè mettendo insieme competenze fondamentalmente a diversi livelli, economico, sociale, ambientale, territoriale, per trovare la quadra di questa situazione. Cioè, cosa serve questa Agenda 2030? Cosa servono questi indicatori? No? A dirci quanto siamo lontani da quell'obiettivo. Lo vediamo da soli quanto siamo lontani, ma saperlo anche in maniera analitica vuol dire anche sapere cosa bisogna fare per cercare di cambiare le politiche, di cambiare gli atteggiamenti, di fare tutte quelle. Voi avete usato tutti i 4 interventi che ho sentito, molto spesso l'idea di cambiare, insomma, no? Di trovare altre soluzioni, di andare nella. Allora, la strategia regionale dovrebbe essere di questo. Come sapete meglio di me, perché me lo insegnate voi, il consumo di suolo è uno dei punti e uno dei buchi neri di questa regione. No? Noi siamo la regione d'Italia, insieme alla Lombardia, che ne consuma di più di suolo, anche per le caratteristiche di sviluppo industriale territorialmente definito, diffuso per vari modi, ma siamo anche, rispetto alla Lombardia, la regione, il Veneto, che ha una dinamica più forte di continuare in questa situazione, cioè quantitativamente ne usa di più la Lombardia di noi, ma la dinamica di crescita relativa è una dinamica che ci vede in forte, diciamo, primi in assoluto, insomma, in questo caso negativamente primi in assoluto. Quindi il lavoro da fare con la regione, se vorrà farlo e se vorrà essere coerente con la strategia, è proprio quello di individuare. Ecco, noi diciamo 2 cose nelle nostre osservazioni che abbiamo fatto alla strategia regionale. Non 2 critiche, ma 2 cose che, dette pur criticamente, servono a migliorarla, servono a farla perché sia utile, insomma. Una è proprio quella, l'avete usato anche voi questo termine, quindi per questo è molto utile, rivedere anche gli indicatori, no? Perché gli indicatori, cioè, noi pensiamo che serva un occhio anche proprio più attento sul territorio, perché come avete detto bene, io non ripeto una parola perché sono proprio d'accordo sull'analisi e anche la mia
percezione della realtà, cioè, gli indicatori, soprattutto zona industriale, la destinazione che sono state dette, sono molto diversificati e vanno un po' rivisti sostanzialmente, no? Anche soprattutto per quello che sarà il futuro, ma anche per capire come, e qui è molto importante metterci d'accordo, cioè avere una lettura della situazione veneta sul piano del consumo di suolo che sia effettivamente aderente alla realtà, perché il primo modo per cambiare e per interrompere questa sequenza negativa di consumo di suolo è quello di avere una percezione esatta della realtà. E questo lavoro che in modo diverso avete fatto sulle città e sulle zone industriali è assolutamente basico, cioè è la base su cui costruire qualsiasi ragionamento. E quindi per questo, insomma, io credo che le riflessioni fatte possono anche diventare, insomma, se avete volontà, se abbiamo volontà, un modo per portarle anche a questo livello di discussione. Io dirò alla fine poi come noi cerchiamo di valorizzare tutte le associazioni che nel territorio vogliono dare un contributo a questa strategia, no? Proprio il nostro compito come associazione, diciamo così, che non è regione e che non è neanche portatrice di interessi specifici particolari, ma è quello di essere portatore di un interesse collettivo, insomma, come dire, associativo per come si manifesta. E quindi da questo punto di vista è molto importante. È molto importante perché questa strategia deve anche poi, avete detto tutti, insomma, e lo capiamo ancora meglio adesso dopo il Covid, deve cambiare anche la legislazione regionale, insomma, adesso senza girarci tanto intorno, mi pare che l'avete detto, le premesse che c'erano nella legislazione precedente, diciamo la 14 del 2014, insomma, no? Di qualche anno fa, poi nella 17, poi l'attuazione che c'è stata con questa del 19, insomma, non ha, cioè, c'è bisogno probabilmente di fare qualcosa di diverso, insomma, ecco, noi il tema di come interrompere questo consumo di suolo sostanzialmente poco qualificato e poco aderente anche alle necessità è un tema che, partendo dalle conoscenze che abbiamo, che bisogna assolutamente affrontare, insomma. Affrontarlo con tutte quelle altre modificazioni che abbiamo visto, no? Perché concordo, da ultimo, sono anch'io un amministratore locale di provincia e di comune, e ci sarebbe bisogno di rivederlo proprio tutto il territorio, gli assetti dei comuni, la qualità del lavoro. Adesso, per esempio, una delle cose che stiamo chiedendo come province italiane, che insomma è questa entità, no, che avrebbe a mio avviso un compito interessante sul territorio ma che è stata un po' depotenziata, proprio di far diventare realtà territoriali meno grandi delle regioni, ma più organizzate che i singoli comuni, farle diventare centri di progettazione del territorio diverso, no? Anche con proprio usando le risorse adesso del New Generation EU, insomma del Recovery Plan, come si vuol chiamare, perché questo darebbe la possibilità di ripensare a tutte quelle funzioni del territorio che si sono, come dire, esplose in tutte quelle variabilità da voi indicate, però che non hanno una coerenza e che continuano a sommare. Credo che, per esempio, un dato, io sono nella provincia di Vicenza, un dato che a me ha spaventato tantissimo è che il collega che segue l'ambiente ha censito in provincia di Vicenza 350 situazioni critiche, tipo di scariche abusive o altro, dal punto di vista del rapporto col territorio, insomma. Capite cosa vuol dire in una provincia? E sono, come dire, aree che sono state rovinate fondamentalmente, che nessuno più utilizza perché sono da disinquinare, e che però fanno parte di questo consumo di suolo che si cerca da altre parti. Quelle non sono più utilizzabili, non ci si pone il problema delle bonifiche fatte ovviamente come andrebbero fatte, e si va a cercare di altre aree. Quindi il lavoro da fare nel Veneto su questo tema è veramente grande, perché da un lato abbiamo la pressione dei cambiamenti che vediamo, no? Il Veneto, anche per la sua conformazione particolare, perché c'è un grosso bacino lacustre a ovest e un grosso bacino marittimo a est,
fa proprio insomma, continua a riprodurre questi sbalzi termici che creano questi fenomeni intensi, e come vedete l'intensità nel Veneto è, diciamo, pari a quella che abbiamo visto anche recentemente all'Ovest, che dipende anche dal problema delle catene montuose, ma che è molto forte rispetto, si sta determinando con una velocità enorme, sia con i grandi eventi negativi, sia anche con un po' il dissesto che si sta manifestando nella fascia collinare, in pianura, in montagna, in maniera diffusa. Quindi non possiamo davvero perdere più tanto tempo, insomma, bisogna ripensarla, e la strategia della sostenibilità è una sui temi del territorio, del consumo di suolo, è la più importante nel Veneto, a mio avviso, perché è veramente quella che è lo spartiacque tra una regione che vuole rinnovarsi, che vuole rigenerarsi, per usare un termine a voi caro, e una realtà invece che vuol pensare di ulteriormente regredire, no? Perché poi alla fine conteremo tante altre situazioni negative se non ci sono delle azioni che mettiamo in campo. Ecco, quindi la riflessione che è stata fatta per noi è preziosa, perché risponde sia al tema degli indicatori, la conoscenza quindi del territorio, come detto, no, delle città, risponde anche all'esigenza di poter usare le nuove occasioni che si stanno creando nel post-Covid, perché sicuramente il tema dello smart working, che prima o poi prenderà piede, perché la rete digitale prima o poi ci sarà diffusa, insomma, è solo questione di tempo, perché è nelle cose, porta a ripensare anche proprio alla funzione del rapporto lavoro-città, lavoro-territorio, lavoro-mobilità, tutte questioni che sono importanti per come si organizza poi concretamente la rete del territorio, no? Io penso che da questa transizione, se la governiamo bene, tra 5-10 anni possiamo uscirne migliori se la governiamo bene. Se invece la subiamo o siamo prigionieri di quello che è stato fatto in questi anni, che è stato in larga parte positivo, ma aveva anche aspetti negativi, chiaramente non possiamo pensare di cavarcela molto. Quindi bene queste cose che ci siamo detti, che voi avete sintetizzato, noi ne faremo molto, veramente l'utilizzo migliore possibile, ma lo vogliamo portare proprio in quei tavoli della strategia regionale, che se non è decorativa, come io penso non debba essere, deve essere efficace, deve essere operativa, e deve sentire questo respiro che è più affannoso di prima, ma dobbiamo davvero farlo diventare invece una motivazione per cercare di cambiare una situazione che non possiamo non cambiare davvero. Ecco, lo slogan del nostro festival quest'anno è ora di agire, no? Sostenibilità, adesso è ora di agire. La strategia va in quella direzione, dice che bisogna agire. Ecco, sul come, in particolare su questo tema, c'è bisogno ancora di scrivere tante pagine, perché quelle scritte sono molto reticenti e sono in molti casi anche controproducenti. Quindi io vi ringrazio per questo contributo assieme a Rudy, spero che riusciamo a collaborare in futuro. Noi non siamo niente di parte, siamo un'associazione di associazioni che vuole cercare di incidere, siccome la sostenibilità ha questo panorama molto ampio di temi, no? Appunto la transizione ambientale è una, e territoriale, ma poi c'è anche quella economica, poi c'è quella sociale, il tema delle disuguaglianze, il tema del cambiamento anche dell'economia, quindi economia circolare, lavoro dignitoso, parità di genere, contrasto delle grandi disparità che possono creare, come hanno creato nella storia, forti tensioni, anche contrarie poi allo sviluppo dei paesi. Ecco, tutte queste cose hanno bisogno di una grande partecipazione dal basso, soprattutto di chi ha competenze, per poter arricchire, diciamo, il desiderio di cambiamento positivo anche con gli strumenti necessari a realizzarlo al meglio. E quindi da questo punto di vista mi sento di ringraziarvi per questo contributo che noi mettiamo a frutto, trasferendolo anche proprio nei tavoli regionali che cercheremo di costruire appunto con questo forum di tutte le realtà associative che vogliono partecipare alla strategia della sostenibilità, e fare in modo che questo determini quel cambiamento poi anche legislativo, organizzativo e anche negli stili di vita, insomma, dei territori, nelle città. C'è una bella espressione, concludo con questa, che mi ha molto colpito. Un nostro associato, che peraltro è un professore di etica
ambientale, Simone Morandini, intervenendo a un grosso convegno dell'ASVIS nazionale in questi giorni del festival sul tema proprio dei territori, ha usato un termine che mi ha molto incuriosito. Ha titolato la sua introduzione, il suo intervento insomma, introduttivo, "Custodire il futuro", facendo una riflessione che sembrano due parole, una riflessione molto interessante. Cioè lui dice: cos'è che si custodisce? Si custodisce qualcosa che è prezioso e che è conosciuto, no? Quindi custodire il futuro è un po' una cosa che non sta tanto, e invece ci è dato adesso il compito di custodire il futuro, nel senso di garantire, assicurare, fare in modo che questo passaggio che stiamo vivendo, insomma, in tutta evidenza, in maniera anche abbastanza traumatica, ci porti a una custodia delle cose migliori che abbiamo costruito in questi anni, ai cambiamenti necessari, ma che vadano nella direzione di custodire un patrimonio di umanità, di relazioni tra le persone, di relazioni cooperative tra i paesi, gli stati, le realtà insomma positive che hanno fatto, diciamo, con gli sbalzi tremendi della storia, hanno fatto fare all'umanità un cammino finora migliore, no? Progressivamente migliore. Ecco, cerchiamo di non essere noi la generazione che inverte questa tendenza, no? Che la fa diventare regressiva. Dobbiamo continuare a farla diventare positiva, custodendo appunto come una cosa conosciuta e preziosa il futuro che dobbiamo costruire. Ecco, vi ringrazio per questo e ci diamo appuntamento magari in altre occasioni in cui ulteriori occasioni in cui poter entrare anche nel merito proprio di quello che dovremo dire e sostenere nei tavoli della strategia regionale. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie a Rudy per averci messi assieme. Ecco, grazie a tutti voi, grazie anche a Matteo Massa che ci ha supportato operativamente per questo webinar. Grazie ancora, alla prossima, buona serata a tutti. Buona serata a tutti.